stato arcivescovo di Udine, sicuramente una delle figure spirituali più importanti dell'intera terra, anche perché è stato uno dei protagonisti dal 1976 della rinascita del Friuli. Mancato nella notte Monsignor Pietro Brollo, lo vedete anche qui nelle immagini, oltretutto sentiremo anche tantissime testimonianze, anche quella dell'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato. Qui con noi invece c'è Guido Genero, che è vicario generale, Monsignor Guido Genero, vicario generale della diocesi di Udine. Grazie per aver accettato il nostro invito. E cominciamo proprio ricordando la figura di Monsignor Pietro Brollo, dalle parole di Guido Genero, magari qualche anche aneddoto particolare che magari è legato alla sua figura. Volevo trarre proprio le parole magari da un prelato del Bellunese, che quando fu, lo ha ricordato anche oggi il nipote Francesco Brollo, che poi è il sindaco di Tolmezzo, quando Brollo andò a fare l'arcivescovo di Belluno Feltre, era chiamato il prete con gli scarponi da montagna, sì, proprio per ricordare questo suo collegamento proprio con la terra, vicino alla gente, umile e vicino al territorio. Sì, di Monsignor Brollo noi tutti sacerdoti e credenti della nostra arcidiocesi di Udine abbiamo una ricordo e una serie di immagini familiarissime, perché anche noi sacerdoti ormai anziani siamo cresciuti negli anni 50 e 60 in un seminario che lo ha visto prima giovane insegnante nelle medie di, ricordo, storia, geografia e francese, e poi come rettore anche del seminario in anni non facili, gli anni 70, quindi dopo il 68, che ha determinato cambiamenti. Eravamo anche dopo il Concilio Vaticano II. Brollo dunque, dopo aver studiato e laureatosi in teologia a Roma, si è inserito pienamente nella storia della nostra Chiesa locale e vi è rimasto fino ad oggi. Qual è la sua importanza all'interno, come figura spirituale all'interno delle Friuli? Che svolta ha dato, secondo lei? Potremmo dire che è stato un traghettatore, perché il suo compito come docente e rettore del seminario è stato quello di far passare dalla vecchia condizione e conduzione che si ispirava al modello tridentino, cioè del dopo Concilio di Trento, a una fase più innovativa con varie sperimentazioni e anche dovendo confrontarsi col mondo nuovo della gioventù, anche dei giovani credenti. Nello stesso tempo, da arcivescovo, succeduto dunque a Monsignor Battisti, ha fatto anche lui qui un tempo di passaggio che non aveva poche prove e impegni non facili all'inizio proprio del nostro millennio. Anche come parroco della rinascita del Friuli dopo il 1976, dopo il terribile terremoto, ma ricordiamo anche protagonista, insomma, in questa rinascita anche per l'inizio dell'Università di Udine, l'ha ricordato oggi il nuovo rettore Pinton, quanto è stato importante. Monsignor Brollo, che aveva anche la formazione del docente e quindi della persona che sa interessarsi degli aspetti di intelligenza, di cultura, è stato vicino alle realtà popolari come parroco di Ampezzo e di Gemona, ma si è anche impegnato proprio nel condividere quelle linee di rinascita che sono state determinanti proprio nel decennio successivo al terremoto, fino a quando nel 1986, con la riapertura del Duomo di Gemona, ricostruito miracolosamente nella parte che era crollata, lo hanno fatto vescovo ausiliare di Udine. Una persona che amava accogliere? Di questi tempi avrebbe dato spazio all'accoglienza? Sì, non solo, ma il suo sorriso, la sua bonarietà, anche la sua semplicità di accesso, ci ha fatto capire come egli amava l'aspetto umanamente più vicino, più accogliente e anche più, come dire, fraterno. Monsignor Brollo non ha mai esercitato il suo compito, che era anche di responsabilità, diciamo pure di giurisdizione ecclesiale,
con un piglio severo, con armi dure, è sempre stato capace di avvicinarsi ai problemi con molta leggerezza e con grande paternità. Ci piacerebbe sentire anche qualche aneddoto, magari collega a lei, Monsignor Genero, direttamente con l'Arcivescovo emerito Pietro Brollo. Prima però lanciamo il servizio, o meglio l'intervista integrale fatta all'Arcivescovo attuale Andrea Bruno Mazzoccato. Beh, se devo ricordarlo in particolare per come l'ho conosciuto io in questi 10 anni, lo ricordo come, posso dire, come una persona intanto dal cuore molto buono e vorrei dire quasi nobile nel tratto, poi uno che si sentiva figlio di questa terra, veramente molto incarnato, e anche pastore di questa terra. Ancora provvisto, potremmo dire, di grande generosità, perché mi ha aiutato e ha collaborato in questi anni con me in tutto quello che io, diciamo, gli ho chiesto, sempre con grande rispetto dei ruoli. Ecco, per cui in questo senso tra noi due c'è stato un rapporto fraterno, senza, vorrei dire, nessuna ombra, nessuna incrinatura. Per questo io sento anche di dovergli veramente riconoscenza. Ho cercato di essergli vicino quest'ultimo mese in particolare, che è stato un mese obiettivamente parecchio pesante, ecco, per lui, e l'ho trovato sempre anche con una grande forza d'animo e specialmente con una grande pazienza di fronte alla croce che si trovava sulle spalle. Con lei ha continuato tanti progetti, tanti programmi, no? che aveva messo in piedi Monsignor Pietro Brollo. Sì, naturalmente ho cercato, come è giusto fare, di dare continuità a un cammino diocesano, ecco, che Monsignor Brollo aveva intrapreso, e anche su questo, diciamo, tra noi due c'è sempre stato un dialogo sincero, facile. Le informazioni che mi erano utili me le ha sempre date, contemporaneamente rispettando anche, diciamo, quello che era il mio operato, insomma, la mia responsabilità. Certo. Il messaggio quindi a questo punto della curia udinese rivolto ai parenti, ai conoscenti? Beh, certamente è un distacco sentito, perché attorno a Monsignor Brollo ho avvertito c'era e c'è stima e affetto nei confronti della sorella Pia in particolare, che ha condiviso tanti anni di vita con lui, e poi anche dei fratelli, dei parenti. Ecco, penso che personalmente e anche la diocesi siamo riconoscenti per come lo hanno accolto, lo hanno sostenuto, e penso che per lui vivere questi anni da emerito, diciamo, nel contesto dell'ambiente familiare sia stato di grande conforto. Ecco, chi ha qualche ricordo anche di Monsignor Pietro Brollo lo può fare a 345 99 56 897, magari anche qualcuno dei paesi della Carnia. C'è qualcuno che ci manda messaggio del tipo: ricordo con piacere la visita del vescovo agli operai della Safilo, quindi parliamo di un po' più di 10 anni fa, quando si erano accampati fuori dalla fabbrica, era il periodo natalizio e fu lui il primo a visitarli e a portarli conforto. Non certo i politici, qualcuno scrive. Sì, Monsignor Brollo ha avuto un compito di vicario e di vescovo ausiliare, sì, dagli anni 86 e 96, e poi di arcivescovo nel primo decennio del nostro millennio, in occasioni non facili. Proprio la sua conclusione come arcivescovo coincideva con l'inizio di quella grande crisi che ha toccato anche il Friuli, sia nell'ambiente lavorativo che bancario. Ma Monsignor Brollo era anche, come dire, attento alle condizioni pastorali
ricordo un piccolo episodio che fra i tantissimi mi ha impegnato come allora parroco di Cividale. Si presenta fra le tante spose da me una nuova sposa il cui vestito non mi sembrava conscio alla celebrazione. Allora ci siamo telefonati col vescovo, lui era dell'idea di lasciar passare, io sono stato dell'idea che non mi andava, che questo era un abito non degno della celebrazione, e abbiamo trovato insieme una soluzione delegando un altro sacerdote molto più anziano che comunque ha celebrato il matrimonio cristiano. Insomma un mediatore anche alla fine. Sì. Allora, ci separiamo qualche secondo per la pubblicità e dopo torneremo in diretta sempre col ricordo di Monsignor Pietro Brollo scomparso oggi, ma anche parleremo anche altri temi della Chiesa. Eccoci tornati in diretta con screenshot, il ricordo di Monsignor Pietro Brollo scomparso nella notte dopo una malattia, insomma. E fu uno degli arcivescovi, insomma, che aveva segnato di più la storia del Friuli, lo abbiamo ricordato anche in questi minuti insieme a Monsignor Guido Genero, che è il vicario generale dell'Arcidiocesi di Udine, ci raccontava alcuni aneddoti anche legati al matrimonio, ma magari ce ne sono altri aneddoti particolari che possono essere legati, soprattutto quando lui, diciamo, è stato fondamentale sia, l'abbiamo detto, sia per la rinascita dopo il terremoto, sia dopo a un tentativo di rinascita, anzi di crisi che c'è stata, no? In Friuli. Quindi ha avuto sempre periodi molto difficili, lei l'ha soprannominato traghettatore, ma magari qualcosa in più poteva... Sì, il suo compito è stato nobile e complesso, perché ha dovuto affrontare realtà anche locali come Ampezzo, come Gemona, nel decennio esattamente dopo il terremoto, in cui però ha trovato anche una modalità, uno stile e dei collaboratori leali, aperti, che il suo modo di fare, il suo stile relazionale ha, come dire, facilitato nell'operatività efficace. Io ricordo anche la sua buona testimonianza con i gemellaggi che circa una ottantina di diocesi italiane hanno nel primo decennio dopo il terremoto legato con alcune nostre parrocchie, compresa Gemona, come i grandi posti terremotati, pensate a Maiano, Buia, certo. Tarcento, anche Venzone e via dicendo. Quindi è stato un compito proprio di buone relazioni che hanno messo in luce la sua capacità anche, come dire, di buona previdenza, di attenzione, di vicinanza. Non dimentichiamo che come vescovo ausiliare lui è stato per 10 anni anche il vicario generale di Monsignor Battisti, quindi il primissimo collaboratore di questo nostro esimio pastore. Allora, chiudiamo questa prima parte sentendo anche la voce di Don Della Pietra, che se non sbaglio è direttore del seminario, giusto? Sì. In questo momento. Sentiamo la voce di Don Della Pietra. E con noi c'è anche Don Loris Della Pietra, che è direttore dell'ufficio liturgico diocesano e che attualmente è rettore del seminario. Lei è stato ordinato proprio sacerdote da Monsignor Pietro Brollo. Che cosa ricorda di lui? Il mio ricordo risale anche più indietro, pensando agli anni più giovanili che coincidono anche con gli anni della formazione in seminario. Monsignor Brollo appunto mi ha ordinato e di lui ricordo soprattutto il tratto umano, direi mite per usare una categoria evangelica, e anche uno stile direi sorridente. Per una persona di montagna questo a volte può essere anche un po' impegnativo, eppure lui sapeva sorridere e anche stare con le persone, con la gente semplice, anche al termine delle celebrazioni, e questo la gente lo ha percepito e lo ricorda. Le aveva lasciato, ne aveva mai parlato anche della sua esperienza nel periodo del terremoto e post terremoto, nella ricostruzione?
non abbiamo avuto modo di parlare direttamente, ma di questa sua esperienza, di come ne fosse toccato, Monsignor Brollo ne parlava spesso, da parroco di Gemona e poi anche da vescovo ausiliare di Udine, e ricordava come lui fosse stato educato in un certo senso, quasi istruito, formato dai terremotati, dalla gente del terremoto, e avesse quasi imparato a diventare prete in un certo senso, ad essere parroco in un contesto così delicato dove bisognava lavorare per la ricostruzione non soltanto materiale ma soprattutto quella civile e spirituale. E questa è senz'altro una delle grandi eredità che Monsignor Brollo ci lascia, insieme a quella, credo, di lavorare, di tendere continuamente per l'unità della Chiesa in Friuli. Una comunità disgregata o disunita non può nemmeno lavorare con efficacia, non può pensare di ottenere risultati nel campo della dimensione pastorale, insomma. Lavoro e unione, quindi questo è insomma il messaggio che aveva lanciato Monsignor Pietro Brollo, e questo l'ho ricordato, insomma, è il rettore, non direttore, rettore della Pietra. Queste insomma le parole fondamentali. Questo senso di unione, traghettandoci a proposito in questa seconda parte di screenshot, c'è in questo momento all'interno della Chiesa Chiesa friulana, che sta evolvendo anche verso una sua ristrutturazione? Sì, è un passaggio delicato che stiamo vivendo, del resto in sostanziale solidarietà con tutte le altre diocesi dell'Italia e in pratica dell'Europa, perché c'è una evoluzione e dei fenomeni di cambiamento e di novità anche sorprendenti e anche in parte negativi. Quello che è il nostro progetto studiato, condiviso e poi costruito e condotto dal nostro arcivescovo Andrea Bruno Mazzoccato è di porre la gran parte delle nostre parrocchie, che sono medio-piccole, quindi con scarsi mezzi e scarse risorse, sempre più anziane, in rete fra loro. Nessuna viene soppressa, tutti rimangono nella loro condizione, ma sono invitati ad aprirsi alla conoscenza reciproca, soprattutto nel contesto del territorio vicinissimo, e conoscendosi meglio a mettere in comune quegli elementi che sono possibili, aiutando a coprire l'una le lacune eventuali dell'altra. Questo per una crisi di vocazioni? C'è la mancanza di un clero giovane e maturo, ne più o meno abbiamo. Quanta gente in meno avete? E io dico da alcuni anni che noi manchiamo di circa 100 preti giovani, cioè nell'età in cui si rende anche meglio, nell'età dei 40, dei 50 anni. Ci sono sacerdoti, sono però molto più anziani e anche in alcuni casi hanno a che fare con le malattie. Però il problema più fondamentale è quello di ravvivare le comunità e quindi di richiamare alla loro propria esperienza ciascun cristiano e cristiana che formano la comunità cattolica del Friuli, gloriosamente cosciente anche della sua storia così ampia e profonda e incaricata di affrontare il futuro. Una crisi di rappresentanza anche nel laicato? Questo è sì, un altro c'è problema. una difficoltà che riguarda, ahimè, tutta l'Europa e quasi gran parte dell'Occidente, cioè un indebolimento dell'esperienza religiosa, la perdita o la dimenticanza della vita spirituale, della vita interiore, la realtà dell'anima, dello spirito, della religiosità, della moralità. Si è presi dalle tentazioni esterne, materiali, consumistiche, che però non risolvono e non aiutano le domande radicali delle persone e creano molte volte dei vuoti temibili.
Questo insomma, ecco, il tablet e lo smartphone, tanto per dirne una, Non ecco, solo, se creano dipendenza ma e sì, non la possibilità insomma di poter pensare ad altre anche ad ciò altri che questi concetti mezzi importanti. tecnologici portano come riduzione del tutto a un'efficacia immediata e totale, no? Senza un pensiero di progettualità, senza una dimensione di profondità e senza cercare le domande e le buone risposte al perché, ai grandi perché della vita umana. Qualcuno intelligentemente ci chiede: la Chiesa perde posizioni perché è troppo permissiva o perché è troppo chiusa? In realtà la comunità cristiana non ha il compito di essere permissiva né, come dire, rigorista. Ha l'impegno radicale, questo sì, di conoscere e far conoscere lo stile evangelico della vita e dei valori e di proporli come testimonianza, adattando molti aspetti che sono di per sé plastici e sono sempre stati sottoposti a una certa mobilità, ma mantenendo fermi alcuni elementi che sono valori irrinunciabili. Ecco l'importanza della ripresa culturale, formativa, pedagogica delle nostre comunità. Senta, io non a caso ho tenuto qua anche l'ultimo numero del Friuli, e magari se riusciamo a farlo vedere anche grazie alla nostra telecamera dall'alto, c'è il titolo Risposati e contenti, non è il numero in edicola domani, ma è quello che è stato... era pubblicato il 29 novembre. Per un friulano su 5 un matrimonio non basta. Nonostante le prime nozze siano state un fallimento, i nostri corregionali continuano a credere nell'amore e ci riprovano anche più di una volta nella vita. E poi dall'altra parte si parla delle nozze arcobaleno, ancora piccoli i numeri delle unioni civili. Questo è l'articolo che viene citato nella seconda parte. Questo le fa un po' specie, questo tipo di argomento, cioè il fatto che ci si risposa così tanto facilmente? In effetti il problema è che non ci si sposa più, questa è la constatazione che noi guardiamo anche nelle nostre comunità cristiane. I matrimoni religiosi in molte parrocchie sono ridotti a zero. Dunque la problematica è che non si ritiene in maniera diffusa che la vita di coppia e la fondazione di una famiglia sia, come invece noi crediamo, ben fondata su un matrimonio. D'altra parte però bisogna che, se si vuole un matrimonio seriamente impostato, i due protagonisti e anche coloro che li circondano, li aiutano, siano realmente preparati alla loro, che è una missione fra le più delicate, sì. Anche guardandola dal punto di vista del sacramento cristiano del matrimonio, noi notiamo una estrema superficialità oppure una specie di impreparazione che io vedo è anche causa di tutto un sistema formativo che non esiste nella nostra società. A cominciare dalla scuola? Non solo, ma dovrebbe nella famiglia, nei vari modi dell'associazionismo, anche sportivo, culturale, bisognerebbe fare in modo che il mondo femminile sia educato alla piena femminilità e il mondo maschile alla piena mascolinità, senza né l'esagerazione femminista né la deriva maschilista, che invece fa prevaricare l'uno sull'altro. Secondo me manca la educazione alla pienezza della femmina e del maschio nelle loro doti positive, nel loro patrimonio che è incredibilmente vasto e profondo. Io allora ringrazio Monsignor Guido Genero per essere venuto a trovarci su questo ricordo di Monsignor Pietro Brollo. Volevo solo leggere l'ultimissimo messaggio carino da parte di un telespettatore, Nicola, che dice: volevo esprimere il mio dispiacere per la scomparsa di Brollo, ho un bellissimo ricordo da bambino, era parroco da un pezzo nel 76 e sapeva stare con i giovani partecipando alla vita sportiva e ce l'allenava a calcio personalmente. Questo è un bellissimo ricordo. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata a tutti.